Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, il dramma degli allevatori di vongole perché c'è l'invasione del granchio blu. Vediamo queste immagini di un granchio blu che divora letteralmente una vongola, vedete con le tenaglie apre il mollusco e se lo mangia, ed è un'invasione di granchi blu lungo tutto il nostro litorale con gravissimi danni per l'economia, per gli allevatori di vongole, per i pescatori, per i capparozzolari, così vengono chiamati. E andiamo subito in diretta ad Eraclea da Filippo Fois a sentire quali sono anche però le opportunità di questo flagello. Si può passare da un flagello all'eliminazione dei granchi blu serviti a tavola. Te la linea Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esattamente così, da problema, anzi quasi da problema tragico, perché vedremo anche che cosa sta rischiando il nostro ecosistema dell'Alto Adriatico. Il granchio blu può diventare anche un'opportunità. Ce lo spiegherà Luca Faraon, che è uno chef che si sta sbizzarrendo. Anche qua vedete, siamo di fronte a una tavola imbandita col granchio blu, che è il nostro convitato, diciamo d'onore in questo caso, però sotto veste di portata, e con Carlo Salvan, che è il vicepresidente invece di Coldiretti Veneto. Io volevo chiedere subito al vicepresidente quali sono i danni che sta provocando il granchio blu nel nostro ecosistema. Sono danni enormi perché sta devastando tutta la biodiversità delle nostre lagune e delle nostre coste, in quanto sta attaccando e mangiando letteralmente tutte le produzioni di allevamenti di molluschi che sono tipiche delle nostre zone e soprattutto delle province di Venezia e di Rovigo, compromettendo così un'economia che dà da lavoro a oltre 3.000 imprese tra le due province di Venezia e Rovigo, ma una filiera che vale decine e decine di milioni di euro, compromettendo il raccolto 2023 e anche le semine per il 2024. Ecco, dal governo sono arrivati 2.900.000 euro, proprio, e l'ordine quello di pescare il più possibile, di prenderne il più possibile. Ne sono stati pescati tantissimi effettivamente. Ne stiamo pescando, basti pensare soltanto nel comune di Porto Tolle, da una quantità che varia dai 100 ai 150 quintali al giorno di granchi blu. Questo fa capire la quantità di granchi che sono presenti e qual è assolutamente la necessità di effettuare in maniera assolutamente trasversale a 360 gradi la raccolta massiva di questa specie. Ecco, e una volta raccolti bisogna anche mangiarseli. E lei è la prima volta che li cucina? No, abbiamo già sperimentato parecchie volte questi granchi. È un prodotto che è meraviglioso, è versatile perché si può fare dall'antipasto ai primi piatti, dei secondi, il dolce si sta pensando. È un prodotto molto, molto buono, ha una polpa che è uguale, somiglia molto al granchio comune nostro e quindi va consumato a tutti i costi. È un prodotto tipico, diciamo, il granchio blu è originario del continente americano, viveva sulla costa atlantica prima di iniziare a diffondersi anche qui in Europa, dove è già un piatto prelibato. Sì, sicuramente le origini sono quelle, anche i paesi verso l'India e si pescano parecchi questi granchi. Il prodotto è un prodotto buono, è poco conosciuto da noi perché è nuovo, però è molto buono, cioè si può consumare tranquillamente, ha una polpa che è morbidissima, un bel prodotto. Lei come lo sta cucinando, come si sta impratichendo adesso? Noi oggi abbiamo proposto appunto il granchio alla veneziana, quindi bollito semplicemente, spolpato, tolto dalla polpa, condita con del prezzemolo e olio extravergine d'oliva buono e sale e pepe. Poi abbiamo fatto uno spaghettone all'aglio, uno spaghettone grosso all'aglio, e l'abbiamo saltato col granchio a pezzi in questo caso. E come secondo abbiamo fatto tutto il pranzo proprio col granchio. Abbiamo fatto, ci manca solo il dolce, ma ci stiamo pensando. Sì, anche perché so che ci sono delle pasticcerie già che si stanno attrezzando in questo senso. Grazie a Luca Faraon, e chiudiamo però con Carlo Salvan, perché questo non deve farci dimenticare i rischi che stiamo correndo. Per esempio ci sono delle specie addirittura che potrebbero estinguersi per colpa del granchio blu, come per esempio le moeche nella laguna di Venezia. Sì, la caratteristica di questa specie è appunto che ha la capacità di colonizzare e di distruggere tutto quello che trova fino a che non ha consumato tutte le risorse naturali negli spazi, negli ambienti in cui va ad insediarsi. Quindi questo sta compromettendo quindi la nostra biodiversità lagunare e del delta del Po, oltre che creando appunto un immane problema economico a tutta una filiera che è un settore fondamentale della nostra economia, sia delle province di Venezia che di Rovigo. Ecco, vedremo poi come andrà a finire, se riusciremo in effetti a limitare, così com'è l'obiettivo, il proliferare di questa specie. Però io direi che da Eraclea è tutto. Dice la vendetta è un piatto che si serve freddo, nel caso nostro invece un piatto che serve caldo, vero? Sì. Perfetto. Consumiamo il granchio blu perché è buono, costa poco e si può mangiare bene. Perfetto, noi restituiamo la linea allo studio.
Allora, grazie a Filippo Fois e ai suoi ospiti da Eraclea. Oggi in regia ci sono Andrea Basso e Simone Merlo. Passiamo dai molluschi agli insetti, partiamo con queste notizie oggi che riguardano anche la salute in questo caso, perché un padovano di 50 anni, il primo contagiato da West Nile nell'estate 2023. Gli esperti raccomandano prudenza e precauzione. Primo caso di infezione West Nile su un uomo a Padova. Si tratta di un 50enne residente in città in una zona semirurale. Il paziente è attualmente ricoverato, anche se le sue condizioni sono in miglioramento. Verso la fine di luglio l'uomo aveva iniziato ad accusare una serie di sintomi che hanno insospettito i medici. Dopo essersi recato al pronto soccorso, le sue condizioni sono peggiorate in maniera repentina, necessario quindi il ricovero. Abbiamo fatto anche una verifica vicino a casa sua, abbiamo visto che non ci sono tante larve di zanzara, adulti non abbiamo visto neanche uno, neanche di zanzara tigre, quindi può essere capitato purtroppo che una zanzara che sia infettata con un volatile che è il serbatoio poi abbia appunto il signore. Però diciamo dal punto di vista proprio della presenza del vettore, della zanzara, non abbiamo riscontrato una situazione importante o comunque critica. La situazione sul territorio padovano al momento non è minimamente paragonabile allo scorso anno, sottolinea il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Euganea. È necessario però non abbassare la guardia. Ovviamente sono sempre raccomandate le prescrizioni per ognuno di noi. La cosa più importante è quella di ricordare di mettere dei repellenti sulle parti scoperte. Questo è molto importante anche soprattutto per chi sta nell'orto oppure per chi si trova in situazioni dove possono esserci zanzare. Anche il caso di febbre dengue degli scorsi giorni può dirsi chiuso. Abbiamo fatto la verifica l'altra settimana per verificare gli adulti, questa settimana per verificare le larve. Perché? Perché abbiamo utilizzato un prodotto larvicida che, inizia la sua attività, si può valutare la sua attività dopo 7 giorni, di flubenzolo in particolare, e quindi siamo ritornati oggi. Abbiamo visto che sia adulti che larve non ce ne sono e quindi il caso, la situazione è completamente chiusa. Ed è stato di preallerta in Veneto per la peste suina, l'infezione trasmessa dai cinghiali ai maiali. Non è arrivata fino a noi, ma gli agricoltori chiedono di non abbassare mai la guardia. Il rischio che la peste suina africana arrivi anche in Veneto è concreto. Per questo è stato avviato un tavolo con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione, i servizi veterinari delle ULSS e le organizzazioni agricole. Peste suina è un rischio effettivo che potremmo avere nella regione del Veneto. Oggi le regioni colpite sono Liguria, Piemonte in primis, ma anche qualche caso in Puglia. Quindi la peste suina è un fatto relativamente molto difficile da debellare, soprattutto perché c'è una trasmissione tra il cinghiale e l'allevamento dei maiali, l'allevamento suinicolo. Al momento l'infezione dei maiali non è arrivata nella nostra regione, ma l'attenzione deve essere alta. Non ci sono presenze nel nostro territorio, tra l'altro, come detto, è una diffusione di una malattia infettiva che va dai cinghiali ai suini, quindi non c'è una trasmissione sull'uomo e quindi non è un problema specifico. Oggi da parte della sanità c'è un controllo sempre più marcante, sempre più completo, sia per quanto riguarda i suini, ma soprattutto anche per quanto riguarda i cinghiali. Nel momento in cui si manifesta la peste suina c'è l'abbattimento completo dei nostri allevamenti, quindi se c'è un caso nel Veneto diventa un grosso problema nel comparto suinicolo, comparto che nel Veneto rappresentano più di 500 aziende importanti e rappresenta soprattutto un fatturato che supera i 500 milioni di euro. La malattia non si trasmette all'uomo, la problematica è di tipo economico per le attività produttive. L'attenzione deve essere rivolta al contenimento dei cinghiali. È un fatto molto grave e quindi su questo dobbiamo contenere i cinghiali, quindi sull'attività dei cinghiali noi dobbiamo intervenire in maniera tale da debellare, soprattutto da controllare il fenomeno dei cinghiali nei nostri territori.
Vediamo una notizia pubblicata sul Gazzettino Online. Prendono il reddito di cittadinanza ma viaggiano in BMW, la stessa con cui lui, Ronny Levakovic, travolse e uccise 2 amiche, ricorderete, a Preganziole. È un'operazione della Guardia di Finanza e ce ne parla da Treviso Francesca Bozza. Te la linea, Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia del capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza di Treviso. Fiamme Gialle impegnati in una nuova operazione per contrastare gli illeciti in materia di prestazioni sociali. Parliamo di reddito di cittadinanza indebitamente percepito o di assegnazioni di alloggi popolari senza averne i requisiti. Questa volta che cosa avete scoperto, capitano Leonetti? Abbiamo scoperto che una donna intestataria di un alloggio di edilizia popolare nel comune di Treviso ha omesso di indicare nella domanda per ottenere l'appartamento il possesso di un'autovettura di pregio. Si tratta di una BMW M3 coupé e quindi abbiamo denunciato la donna per il reato di falso ideologico. Quindi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha disposto ulteriori accertamenti. Tra l'altro non è un'auto qualsiasi questa. È un'autovettura che è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel marzo del 2022 a Preganziole, in zona Terraglio, che ha causato la morte di 2 donne. Dicevo, la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso ha disposto ulteriori accertamenti sulle modalità di acquisto dell'auto. Qui si è scoperto che l'autovettura era stata acquistata con un bonifico di 15.000 euro partito proprio dal conto corrente intestato alla beneficiaria dell'alloggio di edilizia popolare. Questo dato finanziario era incompatibile con il reddito di cittadinanza di cui beneficiava la stessa donna e quindi la persona è stata denunciata anche per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Chiaramente, mi perdoni se interrompo, se il comune avesse saputo che era in possesso di questa, che insomma quest'auto era stata pagata con un bonifico partito dal suo conto corrente, non sarebbe stato assegnato a lei l'alloggio popolare. Esattamente, si tratta di un'omissione rilevante che avrebbe comportato la non concessione dell'alloggio nella forma dell'emergenza abitativa. 2 denunce e quali sono poi state le conseguenze per queste in seguito a quanto avete scoperto? Il Tribunale di Treviso ha condannato la donna a 9 mesi di reclusione, pena sospesa e commutata nella multa di circa 20.000 euro. Inoltre l'INPS di Treviso ha immediatamente revocato l'erogazione del reddito di cittadinanza e chiesto la restituzione degli importi precedentemente erogati. Tengo a precisare che le indagini hanno avuto origine grazie a 2 segnalazioni della Polizia Locale di Treviso e dell'Ater di Treviso. E qui teniamo a precisare che l'attenzione della magistratura, delle forze dell'ordine su coloro che beneficiano di prestazioni sociali pur non avendone diritto è molto alta. In questa specifica indagine si è vista molto bene la collaborazione tra enti pubblici che dunque ha portato a scoprire questo caso. È importante per aiutarvi nelle vostre indagini, nel vostro lavoro, anche sono importanti le segnalazioni che arrivano dai cittadini, laddove dovessero vedere cose sospette, sapendo che magari un cittadino viene aiutato perché è in difficoltà. I comuni e gli enti pubblici sostengono i cittadini in difficoltà in vario modo, attraverso sussidi, bonus, altre forme di aiuto.
è importante che gli stessi enti e anche coloro che ne vengono a conoscenza ci segnalino direttamente o rivolgendosi al numero di pubblica utilità 117 ogni situazione che può sembrare anomala rispetto al quadro che si ha della persona. Un'ultima notazione, il Comune di Treviso ha avviato la procedura per riottenere l'alloggio in questione. Ringrazio il capitano Daniele Leonetti e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Francesca Bozza. Andiamo avanti con un'altra strage di migranti. Poco fa la notizia di un altro naufragio, 41 i morti al largo di Lampedusa. Pare che le motovedette libiche fossero state avvertite dalla capitaneria italiana, ma che non siano intervenute. 41 le vittime, mentre l'hub di Lampedusa sta scoppiando, e di nuovo 2.500 persone quando ne potrebbe contenere 450. Tra le vittime di quest'ultimo naufragio ci sarebbero anche tanti bambini. Finché li si lascia partire ed arrivare, continueremo a parlare di cimitero nel Mediterraneo. Negli ultimi 10 anni 17.000 morti in questo tratto di mare. È una tragedia che continua e a cui si potrebbe mettere fine impedendo a queste persone di arrivare nel nostro paese. Se uno sa che viene salvato dall'ONG parte, ed è condannarli a morte. Se uno sa che i porti sono aperti parte perché dice ci provo comunque. Se sa che i porti sono chiusi magari ci ripensa, non so. Sentiremo i vostri pareri questa sera, ne parleremo ancora a Focus. C'è ovviamente lo scontro sull'accoglienza diffusa o gli hub, e sentiremo cosa dice Mario Conte, che vedrà i sindaci del Veneto in una riunione oggi per decidere se possibile una linea comune. Completamente contrario agli hub è il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sentiamo cosa ha detto a Daniele Garbin. Emergenza migranti. Gli sbarchi in Italia sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno. Secondo alcune stime in Veneto sono attese circa 4.000 persone, di cui 600 nella nostra provincia. Se fino ad ora il modello seguito era l'accoglienza diffusa con piani proposti dalle prefetture e condivisi dai sindaci, ora invece, visto il numero crescente delle richieste e le resistenze a collaborare di alcuni primi cittadini, l'organizzazione dell'ospitalità potrebbe cambiare. Tra le proposte ventilate sulla stampa anche l'apertura di hub provinciali, che sarebbe stata lanciata da Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, che oggi invece smentisce. A questa eventualità i sindaci di Verona, Padova e Vicenza invece si sono dichiarati subito contrari. Perché concentrare centinaia di migranti, centinaia di richiedenti asilo, tutti all'interno di un'unica struttura, magari in mezzo a un quartiere di una città o in un piccolo comune, è un problema serio. Lo abbiamo visto qualche anno fa, 6-7 anni fa, negli altri momenti critici della immigrazione del nostro paese, e perché crea problemi di sicurezza, perché evidentemente vuol dire mettere centinaia di persone tutte all'interno di un'unica struttura, mettere in difficoltà la comunità, e anche problemi di integrazione e del percorso di accoglienza. Il protocollo, che prevede l'accoglienza diffusa elaborato dal presidente Zaia e dall'ANCI, aveva fino ad ora rispettato la distribuzione degli ospiti stranieri in base percentuale al numero di abitanti, 3 ogni 1.000 residenti. 3, quindi non un numero particolarmente rilevante di migranti, e in un paese di 3.000 abitanti, che è la taglia di tanti comuni della nostra provincia, vuol dire 9 persone, quindi stiamo parlando veramente di numeri piccoli. Dividendoli in questo modo si possono evitare appunto i grandi hub, le grandi concentrazioni. Ecco, su questi dati Vicenza come è messa? Vicenza in questo momento rispetta il dato del 3 per 1000, cioè sta facendo la sua parte pienamente, e quindi Vicenza ha dato molto in queste settimane, in questi mesi, anche in questi anni, anche quando non c'ero io come sindaco, ma c'era Francesco Rucco, cioè il mio predecessore. Per evitare intoppi nell'accoglienza e scongiurare pericolose concentrazioni di extracomunitari, il sindaco Possamai si appella direttamente al governo.
Noi chiediamo al governo di prendere in mano davvero questa questione, perché è evidente che è un compito del governo la gestione dell'immigrazione, cosa che finora non è stata fatta a sufficienza, ed è chiaro che l'unico strumento è stabilire regole uguali per tutti, cioè che tutti i comuni siano chiamati a fare la propria parte. Poi sentiremo cosa hanno detto gli ospiti ieri sera a Focus, perché abbiamo parlato ovviamente di sicurezza di migranti. Intanto parla il sindaco di Montegrotto Terme, Mortandello, che dice quanto segue in questo servizio. L'accoglienza diffusa può veramente aiutare ad affrontare un problema che non è più emergenziale perché esiste da almeno 15 anni. Gli hub, i CAS, i centri di accoglienza straordinaria vanno evitati come la peste perché questi genererebbero grandi problemi di tenuta sociale e anche non garantirebbero una degna accoglienza. Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, non ha dubbi in tema di accoglienza. Gli hub non sono una via percorribile, sono dannosi per i cittadini e per chi deve soggiornarci. La necessità ora è che si sblocchi lo stallo che si sta creando. Stiamo assistendo ad un teatrino di chi governa ma decide di non decidere. Tradotto, a livello governativo centrale e a livello regionale abbiamo delle indicazioni, bisogna fare l'accoglienza diffusa. A livello territoriale gli stessi amministratori che appartengono ai partiti di chi predica l'accoglienza diffusa dicono no all'accoglienza diffusa. Quindi è chiaro ed evidente che i cittadini italiani sono presi in giro da chi in realtà non vuole gestire questo fenomeno causando tensioni sociali. Fondamentale per realizzare l'accoglienza è trovare dei fondi. In una regione come il Veneto, dove sono solo 19 i progetti di accoglienza diffusa presenti, vanno fatte delle riflessioni e soprattutto se il governo, come dice il ministro Piantedosi e come dice la Meloni, invita all'accoglienza diffusa, deve avere anche il coraggio di finanziarla questa accoglienza diffusa, perché se si predica e basta senza metterci i quattrini non si possono lasciare gli amministratori, i sindaci soli ad affrontare questa situazione che con il nuovo governo in merito di sbarchi è più che triplicata rispetto agli anni pregressi. Più tardi, come vi dicevo, sentiremo il presidente dell'ANCI Mario Conte, che oggi vedrà i sindaci per trovare una linea comune. Sarà una riunione sicuramente molto vivace, perché c'è molta tensione tra i primi cittadini. Ieri sera a Focus ha parlato di migranti il presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Massimiliano Rizzello. Sentiamo cosa ha detto. Associo un attimino ai complimenti alla signora e a tutta l'associazione, i volontari che fanno quest'opera, perché è un'opera che stanno facendo rischiando del proprio, della persona, e che non è facile fare tutti i giorni. Ho sentito tante volte per televisione, ma non si devono sostituire le forze dell'ordine. Loro non si sostituiscono le forze dell'ordine, loro non fanno del male a nessuno, non toccano nessuno, fanno un servizio per i cittadini. E io ringrazio sempre tutti i giorni le forze dell'ordine, perché anche loro sono in difficoltà a volte, perché quello che mettono dentro la sera, il giorno dopo tante volte se lo trovano fuori, e anche per loro è molto frustrante questa cosa, quindi non è facile. Quindi anche le famose riforme, la riforma della magistratura deve essere rivista e rifatta molto velocemente. L'accoglienza diffusa, sì, siamo tutti d'accordo, l'accoglienza diffusa ai migranti in questo momento è un tema, forse è il tema grosso del momento e non è facile gestirlo. Il governo, il presidente Meloni sta andando a fare incontri in tutto il mondo per cercare di trovare accordi, perché non è una questione di il blocco navale, ci mettevamo le barche con le armi a sparare alla gente, non era quello. Il blocco navale è che non devono partire dai paesi. E come si fa? Lo si fa soltanto avendo degli accordi bilaterali con questi paesi, e non è una cosa sempre facile, perché gli interlocutori a volte non sono sempre così disposti e l'Europa ci ha lasciato sola. Forse col vecchio governo ancora di più ci aveva lasciato sola, oggi forse comincia a ragionare. Certo che ormai siamo in una situazione dove
il mare, come diceva Luigi prima, consente questi sbarchi molto più velocemente, perché vediamo i sbarchi, ma poi arrivano anche dalla parte della Slovenia, di Trieste, a piedi, noi non lo vediamo, no, certo. E anche lì ne arrivano altrettanti. E quindi abbiamo questo arrivo continuo, questo flusso migratorio tutti i giorni che è impossibile da gestire. È impossibile da gestire, diceva il presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, e si è occupato anche di migranti, ma soprattutto più in generale degli ultimi, Don Armando Trevisiol. Purtroppo è morto, era una tra le personalità più importanti per Mestre e la sua crescita sociale ed economica. Aveva 94 anni, nato a Eraclea nel 1929, era entrato in seminario nel 1942 e ordinato sacerdote nel 1954. Da sempre è stato attento ai bisogni dei suoi parrocchiani, aveva fondato varie opere assistenziali, storico parroco a Carpenedo, aveva fondato poi il centro Don Vecchi. Nel settembre dello scorso anno era stato insignito dal Capo dello Stato Mattarella del titolo di ufficiale della Repubblica. Sentiamo le sue parole in quel giorno in una delle ultime interviste che aveva rilasciato. Alla fine della mia vita, perché ho 93 anni, ricevere da parte dello Stato italiano, di questo mondo così, dei rappresentanti del mondo civile, questo riconoscimento mi fa molto bene, anche perché, vede, io ho tentato sempre di tradurre il messaggio cristiano in qualche cosa che si riferisce a Dio, la speranza, l'aldilà, la misericordia del Signore, il messaggio di fraternità. Però ho sempre pensato che questo debba tradursi in un impegno di carattere solidale e sociale. Da questo sono nati i centri Don Vecchi, quindi ringrazio il Capo dello Stato per questo riconoscimento e gli dico: guarda, signor Mattarella, che questo suo riconoscimento mi spinge a spendere le ultime gocce di energia che ho, le ultime ore della mia vita su queste problematiche, e questo vorrebbe essere anche un messaggio a tutti gli uomini di buona volontà di fare la loro parte. E credo che assieme si può risolvere tutto, quindi anche ai politici mi è impossibile pensare che non possono trovare dei terreni comuni su cui operare. E questo era Don Armando Trevisiol. Ieri sera a Focus c'era anche Monica Poli, poi sentiremo cosa ha detto riguardo ai borseggiatori di Venezia. Monica Poli è la donna che ha lanciato questo grido attenzione pickpocket, che è finito sui social e poi sui telegiornali e in molti programmi televisivi di tutto il mondo. Poi sentiremo cosa ci ha detto a proposito del degrado di Venezia, ma vediamo a Padova il comune che ha disposto il trasferimento di alcune famiglie di nomadi nell'area di Via Longhina alla Stanga, e sono iniziate subito delle proteste. Sentiamo. Fa discutere la decisione del Comune di Padova di trasferire le famiglie di nomadi che vivono in via Ferrero all'interno del campo già esistente di via Longhina in zona Stanga, una decisione che ha provocato le proteste di alcuni residenti e anche di una parte della maggioranza, oltre che ovviamente dell'opposizione. Ancora una volta la giunta Giordani tenta il blitz amministrativo all'insaputa dei consiglieri comunali, anche di maggioranza, e della stessa consulta di quartiere 3 Stanga, che appunto era all'oscuro di questa decisione. La decisione di trasferire parte dei Rom di via Ferrero nello spiazzo di via Longhin. L'accusa è anche quella di aver cercato di prendere questo provvedimento approfittando dell'estate e della minore attenzione dell'opinione pubblica. In un periodo ferragostano e quindi nel goffo tentativo di scansare le giuste polemiche, sia per quanto riguarda la dignità di queste persone, sia per le giuste perplessità e i dubbi che i residenti di quartiere hanno espresso vedendosi improvvisamente ampliare il campo nomadi preesistente in via Longhin. Turrin ha chiesto di convocare la commissione competente perché la giunta riferisca in consiglio comunale e spieghi cosa succederà dopo il 15 ottobre, scadenza di questo trasferimento definito temporaneo. Per affrontare l'emergenza abitativa che non riguarda solo i Rom ma che è molto diffusa nella nostra città.
Sicuramente la soluzione non può essere quella di trasferire, di ampliare dei campi nomadi là dove ci sono, ma vanno prese soluzioni a medio e lungo termine. E c'è la protesta dei cittadini e dei sindaci in una frazione di Palmanova, 700 abitanti, arriverebbero a quanto sembra in un'ex caserma 300 richiedenti asilo e c'è stata la rivolta della popolazione. Vediamo. Ora ci sono per fermare questo centro qui al mio avviso è una battaglia che va giocata in maniera forte. Io penso che ci siano ancora margini di manovra per far capire a chi deve ancora decidere, ma di fatto ha già deciso, ma deve mettere nero su bianco, che questa comunità non può sopportare una realtà del genere. In questo io vorrei essere aiutato dalla Regione, vorrei essere aiutato da Federica, da Roberti, perché loro stanno condividendo questa scelta facendo finta che scelgono i prefetti. Allora, quando gli conviene sono autonomisti, quando non gli conviene parlano di Roma. Io penso che loro devono copiare quello che sta facendo Zaia, quale dopo aver provato questi centri, che sono centri di detenzione, alla fine ha detto scegliamo l'accoglienza diffusa perché è quella che è più umanamente sostenibile. Queste sono delle persone e poi ingabbiare le persone fragili in strutture del genere fatiscenti, io penso che sia prima di tutto disumano. In secondo luogo, la Regione si faccia carico di una concertazione col territori, anche con le prefetture, facendo capire a Roma che in questa Regione decide la Regione e si assume sue responsabilità. Io penso che se la Regione capisce, e oggi ha visto quanta gente c'è qua e quanta ostilità c'è a un centro del genere, Palmanova ha fatto accoglienza diffusa per 4 anni, io ero sindaco, l'abbiamo fatto in una situazione di pace sociale perché questi ragazzi erano 47, li abbiamo parlato di fare lavori socialmente utili, abbiamo fatto corsi di italiano, li abbiamo di fatto integrati e abbiamo creato una cultura dell'accoglienza, ma la cultura dell'accoglienza non si fa rinchiudendo in queste caserme fatiscenti persone, uomini. E questo era il sindaco di Palmanova e vediamo anche quali sono le opportunità per questi richiedenti asilo di trovare un lavoro. Spesso sono persone assolutamente non qualificate, ma si prevedono dei corsi di formazione, in questo caso nel veneziano, nel settore dell'edilizia. Formare le persone che stanno arrivando nei centri di accoglienza italiani affinché possano essere inserite con competenza nel mondo del lavoro a partire dal sistema delle costruzioni. Operatore edile, cartongessista, carpentiere, cappottista, autista, saldatore. Da settembre i richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza straordinaria e nei progetti del sistema di accoglienza e integrazione della città metropolitana di Venezia potranno seguire corsi di formazione e di inserimento lavorativo nel settore edile. E l'obiettivo del progetto, nato da un protocollo sottoscritto a livello nazionale dal Ministero dell'Interno con l'ANCE, l'Associazione Costruttori Edili. C'è una forte richiesta di manodopera in questo momento perché è carente, lo vediamo anche dalle diverse richieste che provengono da più imprenditori. C'è una necessità che sempre di più si farà sentire, soprattutto mancanza di manodopera giovanile. Cristiano Perale, il segretario della Filca CISL di Venezia, Andrea Grazioso, sono rispettivamente presidente e vicepresidente del Centro Edili Venezia, l'ente bilaterale partecipato dalle organizzazioni sindacali e dall'Associazione dei Costruttori Edili, che oltre ad organizzare i corsi di formazione in ambito edile per i richiedenti asilo, vaglierà le singole pratiche e la selezione dei partecipanti. Già un centinaio di persone sono state segnalate dai centri di accoglienza come pronte ad essere formate, quindi con le competenze di base fondamentali, conoscenza della lingua italiana e alcune propedeuticità al sistema delle costruzioni, e verranno formate quindi già nella seconda metà di settembre con l'avvio di alcuni corsi. Adesso siamo anche in attesa, dovrebbero partire anche i lavori del collegamento ferroviario dalla stazione all'aeroporto e anche lì c'è una carenza di manodopera, però ci saranno diversi cantieri che partiranno e quindi anche l'aiuto e il contributo dei lavoratori stranieri che fino adesso hanno in gran parte contribuito a partecipare alle opere sarà necessario. Vediamo i titoli di apertura del Corriere del Veneto online. Vedete, vacanze a Venezia, una capanna al Lido può arrivare a costare 515 euro
al giorno. E poi vacanze perché ho scelto l'Albania, camere a 30 euro e buon cibo low cost. A Verona, gita salatissima in centro, aperitivo e park, conto da 64 euro. Sono vacanze salate in effetti, sotto tutti i punti di vista. Vediamo adesso la questione sicurezza. Sentiremo cosa ha detto Monica Poli ieri a proposito dei borseggiatori e delle borseggiatrici, ma risentiamo qual è la situazione in via Piave a Mestre con l'intervista di Filippo Fois a un'altra cittadina che combatte lo spaccio della droga anche con un fischietto. Vediamo. Il fischietto funziona poi alla fine? Il fischietto funziona perché li ho sentiti anche ieri che stavano fischiando a una certa ora dietro a me, insomma nelle vie dietro, questo sì. Il fischietto funziona, certi protestano, allora col fischietto protestano, però comunque vanno via. I fischietti scaccia-spacciatori di via Piave, come l'attenzione borseggiatori di Venezia, sono diventati due simboli della resistenza di una società civile che dalla laguna all'entroterra fa quadrato contro criminalità e degrado. Da quando Giovanna Luzzi ha reso noto il sistema di difesa adottato dai residenti di una laterale di via Piave per allontanare consumatori e spacciatori che stazionano sotto i loro portoni, altri cittadini hanno preso coraggio nell'adottare una trovata che non è nuova. È un sistema appunto già instaurato negli anni 90, quando abbiamo avuto la grossa prostituzione all'interno delle vie e sono stati gli altri cittadini, sono i miei vicini di casa che hanno ripreso sinceramente a fischiare, quindi infatti io ho chiesto ma cos'è questo? Dice abbiamo ricominciato, li mandiamo via, quindi sono parecchi che lo fanno nel rione e ovviamente lo faccio anch'io adesso perché prima mi arrangiavo da sola con la voce oppure sparavo l'acqua dei fiori. Le operazioni delle forze dell'ordine in quartiere Piave stanno dando i loro frutti, ma il fenomeno è talmente diffuso che non si può certo pensare ad una sua scomparsa immediata. Fischietti e spruzzi d'acqua intanto continuano a rivelarsi elementi di disturbo efficaci. Vanno via subito, abbastanza subito, perché comunque sono anche in una fase critica, quindi la loro adrenalina secondo me è molto precaria in quel momento lì. Uno perché chi si sta bucando è in astinenza, quindi è ovvio che non sia lucido. Chi invece spaccia si guarda a 360 gradi, quindi ha l'adrenalina alle stelle, per cui trovarsi con un getto d'acqua col fischietto dietro che non sa da dove arriva e poi ne sente più di uno, a quel punto vanno via. Monica Poli ieri sera a Focus con l'associazione Cittadini Non Distratti. Monica Poli ha lanciato questa campagna contro i borseggiatori, l'urlo attenzione pickpocket risuona in tutte le televisioni e in tutte le radio del mondo. Vediamo cosa ha detto ieri durante la puntata dedicata appunto al degrado e all'intervento diretto dei cittadini. Donne. Ma c'è anche il problema degli uomini borseggiatori sì. E sono uomini ben piazzati e sono parecchi, sempre di più. Quindi è anche pericoloso, diciamo, in qualche modo, diciamo, no? Diciamo di sì. Stavano tentando e io mi sono messa a urlare. Ha visto qualcuno che... Sì, ma loro sono sempre lì in azione, puntano e mi sono messa a urlare. Però siccome noi vedevamo molta gente, sentivamo molti borseggi, gente piangere, gente anziana borseggiata, invalidi al 100%, perché questi non guardano in faccia a nessuno, addirittura invalidi al 100%. E non sapevamo come lanciare, non un grido di allarme, cioè come avvertire i vari turisti che vengono a Venezia, perché sappiamo benissimo che l'Italia vive di turismo e questi arrivano, a volte scendono dal treno e non hanno nemmeno il portafoglio, perché i borseggi avvengono anche in treno. Certo. O facevano il biglietto del vaporetto, salivano nel pontile e non avevano più il portafoglio. E siccome Facebook non era una piattaforma, anche perché avevamo Facebook, cioè erano solo veneziani che seguivano, abbiamo deciso, proviamo, ma mai e poi mai.
Avresti immaginato quello che sarebbe accaduto. Allora vediamo, c'è Lorenzo Greco che ha un cartello: occhio al taccuin, attenzione borseggiatori, attention pickpocket, in tutte le lingue praticamente, pericolo borseggi, danger pickpocketing. Greco, cosa fate? L'avete affisso, lo mostrate? Sì, questo praticamente è il cartello che abbiamo proposto noi anni fa in varie lingue, compreso anche la lingua veneziana, veneta, perché riguarda il problema anche i veneziani, non solo i turisti. E Venezia, si sa benissimo, oltre ai turisti ci sono appunto questi veneziani e soprattutto anziani. E questo problema appunto dei borseggi è molto grave. Cominciamo veramente ad avere una città in balia di questi delinquenti, purtroppo, che tutti i giorni arrivano tranquillamente, girano Venezia, le calli, vaporetti, arrivano alla stazione. È veramente una piaga sociale. Oltre agli uomini e alle donne c'è anche connesso lo sfruttamento dei minori. Infatti purtroppo assistiamo spesso a dei borseggi compiuti da parte di minori, ragazzini di 10, 11 anni, 12 anni, 13 anni, addirittura ragazzine di 14 anni sistematicamente incinta. Cioè sono cose veramente indegne per un paese civile. Spesso fingono anche di essere incinte, no? O sono incinte veramente? Sono incinte? Sì. No, sono veramente in gravidanza, Sì, diciamo, sì, perché sì, a volte sì, si dice si mettono un cuscino. Questo era il focus di ieri sera, abbiamo parlato di borseggiatori, borseggiatrici. Adesso sentiamo ancora i cittadini che nelle nostre reti ovviamente hanno voce, e soprattutto quando ci sono problemi riguardanti la loro salute e i disservizi della sanità. Sentiamo una storia da Bassano del Grappa. Chiedo, con 1.600 euro che 2 pensionati prendono, si possono permettere di fare le visite private per avere un po' di salute? Chiedo. Non so, io credo di non chiedere più di tanto, chiedere una cosa giusta. Questo chiede la signora Luciana di Marostica, che ci ha chiamato perché finalmente qualcuno possa ascoltare la sua voce. Il tema è quello della sanità e la signora Luciana è alle prese con una lunga e dolorosa malattia del marito, paziente oncologico per il quale fatica a ottenere una data per un attacco al San Bassiano. Il tema è anche quello delle visite e degli esami che si possono ottenere in tempi decisamente più brevi andando privatamente. Ma chi non può permettersi di andare privatamente, cosa fa? Ecco la risposta della nostra telespettatrice, che lancia una provocazione a chi gestisce la sanità e dice che l'unica cosa da fare è imboccare il tunnel che collega l'ospedale con l'obitorio. E io poi chiedo anche, ma mi sono veramente incazzata e arrabbiata. Dico, dobbiamo attraversare la strada nel sotterraneo per andare dall'altra parte e ora il governo ci guadagna. L'ospedale ha finito di rompere e noi abbiamo finito di rompersi le scatole. Questo avrei piacere che qualcuno lo sentisse. Parole durissime di chi non ce la fa più, di chi combatte da anni anche per la propria salute. Già, perché oltre al marito paziente oncologico, la signora Luciana deve badare anche alla sua situazione di trapiantata. Perché io sto vivendo da 30 anni con un trapianto, ho fatto 5 anni di dialisi, ero giovane, mi trovo ad andare avanti con un'età anche un po' complicata, e la vecchiaia mi fa paura, e mi trovo sempre da peggio giorno per giorno. Chiedo, va bene? Restiamo nel Bassanese, a Bassano del Grappa, per la vicenda San Lazzaro, Baxi, Pengo. La giunta della sindaca Pavane è sotto attacco. Abbiamo chiesto alla sindaca di replicare alle accuse, alle richieste di dimissioni che sono state fatte dalla minoranza, perché quando un politico o comunque un qualsiasi cittadino viene aggredito frontalmente in maniera molto dura ha il diritto di replica, per cui speriamo che la sindaca magari stasera a Focus voglia intervenire per replicare
a quanto è stato detto nei suoi confronti. Vediamo comunque le novità sul caso Baxi Pengo e un altro attacco al comune. Il caso Baxi Pengo è la punta di un iceberg che rischia di mandare a picco la città in una gestione, quella dell'amministrazione di Elena Pavan, arrivata al capolinea. A dirlo è il direttivo di Bassano Passione Comune, che non fa sconti alla sindaca e si aggiunge alle fila di quanti chiedono un passo indietro o comunque una conclusione in tempi brevi di questa giunta. Noi lo consideriamo un po' arrivato al capolinea perché ce lo dice quello che è successo in queste settimane. Durante il Consiglio del 27 il Consiglio si è spaccato e si è spaccato per come è stata gestita questa vicenda, che era molto complessa e molto importante per il futuro della città. La premessa è sempre quella: Baxi è una realtà storica della città e va fatto tutto il possibile per preservarla, con le ricadute occupazionali del caso. Siamo straconvinti che non ci sia un consigliere, ma direi anche un bassanese, che non tenga al futuro di Baxi, al suo sviluppo e ai suoi lavoratori. Detto questo, quindi, sta crescendo rapidamente il movimento d'opinione che chiede di spacchettare il tavolo su Baxi dal percorso legato alle richieste di Pengo per le campagne di San Lazzaro, con quest'ultimo capitolo da considerarsi chiuso. Benvenga al tavolo, noi parteciperemo con questo spirito, se serve per fare un bagno di chiarezza e di concretezza, ma la partita è stata gestita in modo assolutamente inadeguato. D'altronde è stato proprio l'accorpamento delle richieste di Baxi con le volontà di Pengo a creare la spaccatura nella maggioranza, che ha portato al cocente pareggio del Consiglio Comunale sul protocollo bocciato. Mettere insieme le due cose è stato un grosso errore e infatti la maggioranza ne paga il conto. Ci chiediamo se è questa la modalità di gestire queste istanze così importanti per la città, e ci chiediamo: sarà così che saranno gestite ancora in futuro, nei prossimi mesi? Nell'immediato futuro ci sono altre partite importantissime da giocare, visioni strategiche che passano dal Polo Santa Chiara e dal Piano Mar, con tanti temi in sospeso che vanno dalla scuola Mazzini in giù. E quel che si è visto in Consiglio Comunale spinge molti bassanesi a chiedersi che cosa accadrà nei prossimi mesi. Con questa spaccatura all'interno della maggioranza e questa perdita di credibilità e di affidabilità da parte di chi ci sta governando, noi pensiamo che non si faranno molti passi avanti. Vedremo se stasera Focus, la sindaca Elena Pavan, vorrà replicare a queste accuse. Intanto è intervenuto sulla vicenda San Lazzaro anche l'ex assessore all'urbanistica degli anni 90, che ha detto: prima di arrivare a questo scontro sarebbe stato possibile, ci sarebbero stati dei margini per trattare, per mediare. Sentiamo. Valentino Chemin è stato assessore all'urbanistica dal 1990 al 1995 e in quel periodo l'area in questione era stata lasciata un po' nel limbo delle decisioni sul futuro per le troppe incertezze sulla realizzazione della pedemontana. Dal 95 al 2000 il problema è venuto fuori e sostanzialmente noi come Consiglio Comunale non l'abbiamo affrontato in maniera definitiva perché non era ancora stabilita bene il passaggio della pedemontana, anzi non era ancora chiaro se si faceva o non si faceva, e quindi quello nella mia esperienza ci ha un po' bloccato nelle scelte da fare in quell'area a sud di Bassano che doveva confinare con la tangenziale. E se da un lato è logico che quest'area oggi attiri l'interesse delle attività produttive, sostiene Chemin, è altrettanto importante che si ascoltino i cittadini e le loro richieste sulla qualità della vita. È inevitabile che un'area servita da tangenziali, da grandi arterie che collega est e ovest, sia appetibile anche per interventi di tipo produttivo. Questo però deve anche coniugare con le esigenze degli abitanti e della città e del vivere bene di Bassano del Grappa. Chemin è un sostenitore dell'urbanistica negoziata. Alle esigenze di una parte bisogna sempre rispondere ascoltando tutti, e così si sarebbe evitato l'attuale clima di scontro. Il negozio è uno scambio di interessi, di necessità, di interessi di vario tipo, politico, amministrativo, economico, occupazionale, e con un po' di buona volontà e mettendo in un tavolo tutte le parti interessate, secondo me si sarebbe potuto evitare di arrivare a questo stato di scontro che non fa bene sicuramente alla città. Servizio di Federico Fusetti. Adesso andiamo a Vicenza, dove si teme, come in altre città, che la rimodulazione del PNRR, che significa 13 miliardi
in meno appunto ai sindaci, ai comuni, possa pregiudicare dei progetti e dei cantieri già avviati. Mattia Ierardi, adesso lo sentiamo in questo collegamento tra pochissimo con Daniele Garbin sui soldi che a sua detta, ho letto sui giornali, dovrebbero comunque arrivare. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in compagnia di Mattia Ierardi, capogruppo in città del gruppo di Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui oggi perché parliamo dei fondi del PNRR e in particolare di quella quota che il governo ha inteso definanziare, diciamo così, e che ha spaventato molti comuni d'Italia, anche nel Vicentino, proprio per le opere che hanno già ottenuto i fondi per avviare i cantieri. Ecco, il governo aveva comunque dichiarato che aveva intenzione di garantire questi progetti già approvati con altri finanziamenti, ma i sindaci, tra cui anche quello capoluogo, sono preoccupati proprio per questa mancanza di chiarezza, diceva. Nel frattempo il ministro Fitto ha fatto una dichiarazione in aula, quindi nessun progetto è definanziato, semplicemente cambia la fonte di finanziamento, quindi una cosa completamente diversa. Io per questo sono qui a chiedere all'amministrazione se è stato fatto un check, un controllo dei progetti che abbiamo lasciato in eredità, progetti che alcuni dovevano anche partire con i cantieri quest'estate, ma non vedo nessun tipo di cantiere a partire, ma soprattutto nemmeno l'ombra di una dichiarazione. Quindi chiedo all'amministrazione, e ripeto, senza cercare scuse con chi dete il vostro governo, come mi è stato risposto nei giorni precedenti, ma chiedo, è stato fatto un check vero e proprio per sapere a che punto sono i cantieri? Poi la fortuna di un cambio di finanziamento porterà anche la possibilità di avere tempi più lunghi, ma c'è una volontà di portare avanti quei progetti, di concluderli, o c'è una volontà di stravolgere tutto e rivedere e cogliere l'occasione perché non potendo e non sapendo fare si vuole andare a guardare altrove? Questa è la domanda che faccio all'amministrazione. C'è qualcosa di concreto? Riusciremo a vedere qualche cantiere che partirà? Ecco, allora innanzitutto tradotto, e ci sta anche la polemica e così il dibattito politico proprio delle contrapposizioni, però ai sindaci che in qualche modo chiedevano garanzie non avendo informazioni, possiamo tradurre cosa significa? Cioè verranno garantiti effettivamente i progetti che sono stati già approvati? Il ministro Fitto lo ha dichiarato in aula che tutti i progetti saranno garantiti, cambia la forma di finanziamento, ovvio vanno perfezionati alcuni filoni di finanziamento con l'indirizzo del governo, ma tutti i progetti sono garantiti, tutti i progetti possono andare avanti, quindi non capisco perché non si proceda e non si mettano a terra questi importanti investimenti. Se questa è l'occasione per cambiare il volto della città, non vorrei mai che diventasse l'occasione per fermarsi e perdere il nuovo treno come al solito a Vicenza. Ecco, c'è qualche progetto che le sta particolarmente a cuore, che magari lei stesso ha portato avanti, ha visto magari qualcosa già avviato, per cui voglio dire, non corre il rischio? No, tutti i progetti sono importantissimi, ovvio, ci tengo particolarmente per quello di Campomarzo perché ci ho lavorato sia nel reperire le somme che nel sviluppare il progetto, è importantissimo perché può cambiare il biglietto da visita della città fuori dalla stazione, serve, è fondamentale per dare nuova vita e riappropriarsi di quello spazio, quindi quello è uno, ma tutti i progetti legati all'ex PNRR in questo caso o al PNRR meritano il massimo impegno, è stato un grandissimo lavoro portare a casa e reperire i fondi, ora vanno messi a terra e va data una risposta alla città dopo anni di immobilismo. Va bene, allora con questo ringraziamo Mattia Ierardi, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi. Ecco, e con questo restituisco la linea allo studio. Ottimo da Vicenza, andiamo adesso a Cadoneghe dove c'è Federico Fusetti, continua la rivolta degli automobilisti multati dagli autovelox, gli esposti sono stati mandati al Ministero dei Trasporti, ma i cittadini intendono anche scendere in piazza. A te la linea Federico Fusetti. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, siamo ancora, verrebbe da dire, a Cadoneghe, insomma stiamo seguendo questa vicenda un autovelox molto contestato dai cittadini, installato alcuni mesi fa e che ha fatto molte vittime, più di 20.000 le sanzioni già registrate. Proprio alle nostre spalle c'è questo palo che appunto viene così discusso. Ieri sera addirittura cittadini che in maniera spontanea si sono trovati in piazza per una protesta ovviamente pacifica, ma insomma per chiedere al sindaco di cambiare idea, e quindi è veramente una vicenda che ogni giorno riserva novità. Nadia Limberto di Alleanza Cadoneghe 2024, che aria si respira a Cadoneghe? Aria di protesta. Tengo io. Aria di protesta, di malcontento e questa percezione di ingiustizia,
Per quale ragione? Perché questi autovelox che in questo momento non vengono contestati rispetto all'installazione in sé, ma al modo in cui sono stati installati, quindi senza nessuna informazione preventiva, senza un periodo di preparazione all'utilizzo dell'autovelox. Per esempio si poteva utilizzare l'autovelox in alcune fasce orarie, per esempio notturne, in modo da non andare a toccare gli orari in cui i lavoratori specialmente percorrono questa strada anche 4 volte al giorno. Protesta legata al fatto che sono davvero piombate tantissime multe. Ci sono persone, qui ne abbiamo una vicino, che hanno ricevuto nel giro di pochi giorni 3, 4, anche 8 multe con importi assolutamente significativi. Non sono state pensate alternative agli autovelox che avrebbero potuto essere invece immaginate, come per esempio valutando ovviamente in base alla tipologia di strada i dossi piuttosto che i guardrail che proteggono le zone in cui la strada si affaccia sulle abitazioni, e quindi tutte queste cose aprono l'interrogativo su cosa si intende qui a Cadoneghe per sicurezza. Michele Schiavo è stato sindaco anche, ma voi siete contro il limite dei 50 km all'ora ad esempio? No, come ho già avuto modo di dire, assolutamente no, qui ci stanno i 50 all'ora, quello che non ci sta è l'atto di persecutorio, ecco, di andarli a misurare con una determinata maniera. Si misuravano anche prima con autovelox mobili negli orari e con pattuglie, adesso purtroppo la polizia locale è decimata nonostante questo grado di sicurezza che a Cadoneghe sembra portato alle stelle, con tanta spesa ma probabilmente un po' meno frutti. Quindi ribadisco, noi non vogliamo assolutamente che venga tolto, andremo a vedere quando ci daranno tutte le documentazioni del caso se sono in regola sostanzialmente, e in quel caso ci affidiamo a una buona responsabilità, siccome viene sempre detto anche come luogo comune che si amministra come padri di famiglia. Ecco, questo è un esempio che assolutamente non sono padri di famiglia. Da sindaco a sindaco cosa dice a Schesaro? Io credo e gli auguro veramente di uscire da quel periodo di adolescenza che purtroppo a volte amministrando gli fa fare degli errori. Grazie a Michele Schiavo, grazie a Nadia Limberto. Torneremo ovviamente su questo argomento, intanto per il momento ti restituisco la linea. Insomma, periodo di adolescenza, vedremo se il sindaco Schesaro vorrà replicare. C'è sempre il diritto di replica a Focus e sulle nostre reti. Andiamo in pubblicità, poi sentiremo sulla questione dei migranti, sull'accoglienza diffusa o sugli hub il parere di Mario Conte, presidente dell'ANCI, in vista anche dell'incontro con i sindaci di tutto il Veneto. Tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, ci sarà un incontro tra Mario Conte, sindaco di Treviso, e presidente dell'ANCI, comunque in questo caso, nei panni di presidente di tutti i sindaci del Veneto. Sulla questione dei migranti si prevedono appunto posizioni molto chiare, molto nette da parte di molti di questi sindaci che non vogliono l'accoglienza diffusa, che non vogliono l'accoglienza. Più in generale sentiamo l'intervista di Francesca Bozza a Mario Conte. Ci siamo spostati a Casugana, con me il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente ANCI Veneto, che nel pomeriggio intorno alle 18 ha convocato una riunione online con i suoi colleghi sindaci sulla questione migranti e accoglienza. Perché e che cosa dirà ai suoi colleghi? Noi sindaci siamo abituati a confrontarci su tutti i temi che ci vedono protagonisti, e certamente in questo momento, in questo periodo storico, il tema dell'immigrazione è uno di quei temi che ci sta vedendo tutti impegnati e anche molto preoccupati. Quindi sarà un incontro dove verranno illustrati i numeri di questo fenomeno e soprattutto metteremo sul tavolo tutte quelle che sono le difficoltà dei sindaci
cosa che io ho già portato al tavolo dei prefetti, per poi cercare di avere una linea comune a fronte di un'emergenza umanitaria così importante. Poi, ripeto, il protocollo che è stato sottoscritto è una condivisione di intenti e non è un contratto firmato. Cercheremo però di capire se c'è la possibilità di uscire con una linea unitaria, fermo restando che io capisco e rispetto le posizioni di tutti i sindaci, sia quelli più disponibili sia quelli un po' più rigidi, perché è un periodo davvero complicato per le comunità e per coloro che devono assumersi delle responsabilità, che sono proprio i sindaci. Ecco, ricordiamolo quella che è la sua linea in tal senso e quella che immagino sarà anche la proposta che avanzerà ai suoi colleghi stasera. No, noi a fronte dei numeri crescenti e quotidiani abbiamo chiesto quantomeno la disponibilità a sedersi attorno a un tavolo con i prefetti per cercare di capire se ci sono delle possibilità nei territori. Poi ovviamente ci sono dei sindaci che hanno detto che non hanno alcuna possibilità, qualcuno ha manifestato la possibilità anche attraverso associazioni del territorio, piuttosto che parrocchie, piuttosto che privati. Non si chiede ai sindaci di mettere a disposizione appartamenti comunali, quindi nessuno chiede di sottrarre disponibilità alle proprie comunità, però chi meglio del sindaco conosce le potenzialità del proprio territorio. Allora, a fronte di numeri sempre più crescenti e con l'obiettivo di evitare tendopoli, evitare grandi assembramenti, cercheremo di capire se possiamo portare sul tavolo dei prefetti una soluzione. Capisco che è complicato e capisco che le sensibilità sono diverse, però riteniamo altrettanto importante il confronto con i sindaci, anche perché a quel tavolo io con i prefetti mi siederò e lì porterò tutte quelle che sono le nostre possibilità e le nostre difficoltà. Ultimissima domanda, perché il sindaco deve scappare. Siamo stati, lo hanno visto poco tempo fa, pochi minuti fa, in Guardia di Finanza, questa operazione che ha portato alla denuncia della compagna di Levakovic, che insomma era partito dal suo conto corrente il bonifico per l'acquisto dell'auto, poi coinvolta nel drammatico incidente. Lei percepiva reddito di cittadinanza e aveva anche una casa popolare. Ovviamente ci tengo a sottolineare per i telespettatori, auto di grossa cilindrata non dichiarata al comune, quindi qui ritorno al fatto che le autocertificazioni fanno acqua da tutte le parti in Italia, non a Treviso, però mi fa piacere pensare che il protocollo che abbiamo sottoscritto tra Comune di Treviso e Guardia di Finanza sta cominciando a portare dei risultati importanti. Da qui il mio ringraziamento al comandante provinciale, a tutti gli uomini della Guardia di Finanza, anche agli uomini del Comune di Treviso, dei servizi sociali, che hanno fatto un lavoro importante di confronto e incrocio dei dati, che hanno portato a questa situazione dove un furbetto, oltre ad aver avuto in modo certamente non corretto e non meritato l'alloggio popolare, si è approfittato anche del reddito di cittadinanza. Quindi adesso via il reddito, via la casa, e è giusto tutelare le persone per bene, coloro che hanno realmente bisogno e non certo queste persone che se ne approfittano del sistema e soprattutto sottraggono risorse alle persone per bene. Va cambiato quindi questo metodo dell'autocertificazione, alla luce anche delle operazioni che stanno emergendo sempre più spesso. Ah sì, è un tema che io ho cercato di portare a tutti i tavoli, a tutti i livelli. Ovviamente se vogliamo sostituire le autocertificazioni dobbiamo avere il personale per poter verificare pratica per pratica. Noi lo facciamo a campione, ovviamente ci sono delle situazioni che sono particolarmente attenzionate come quella in oggetto e ha portato a questo esito. Questo significa che i controlli ci sono, questo significa che c'è massima attenzione da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto una grande sinergia con le forze dell'ordine. Grazie a Francesca Bozza. Al sindaco Mario Conte si tinge di giallo un macabro ritrovamento in un'abitazione di Ponzano. Vedete il titolo della tribuna di Treviso: trovata impiccata in casa dal suo compagno, autopsia per fugare ogni dubbio. Le figlie sono sotto shock e non accettano l'ipotesi del gesto estremo. Nostra madre, dicono, non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Tanti incidenti purtroppo sulle strade e ci sono anche
delle esercitazioni per abituare i cittadini a soccorrere le vittime di questi sinistri. C'è stato anche questo a Caorle nella giornata di sensibilizzazione sanitaria promossa dalla ULSS 4. Prima un'esercitazione di assistenza a persone ferite all'interno di un pullman accidentato, poi lezioni di manovre di primo soccorso e di impiego del defibrillatore. I migliaia a Caorle hanno seguito le dimostrazioni dell'Health and Rescue Day, giornata dell'ULSS 4 Veneto Orientale dedicata a gestione emergenze, prevenzione e sensibilizzazione su tematiche sanitarie. Ci tenevamo in particolar modo a organizzare a Caorle, come abbiamo fatto anche la scorsa estate, questa esercitazione che ha una doppia funzione: da un lato consentire ai tecnici, ai nostri professionisti, alle forze dell'ordine di addestrarsi simulando casi che per fortuna non sono reali ma che potrebbero verificarsi, e poi anche lanciare un messaggio sulla vacanza sicura. In Viale della Madonna dell'Angelo si è simulato il soccorso ad un autobus con vari passeggeri che ha subito un incidente dopo che l'autista è stato colpito da un malore, con l'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia locale e delle ambulanze del SUEM. I feriti sono stati soccorsi e trasportati nei luoghi di cura. È una bellissima testimonianza, io la definirei così, per far capire ai residenti ma anche ai turisti quali sono le forze in campo e qual è la loro dedizione e la loro professionalità, far capire qual è la qualità dell'offerta turistica, perché l'offerta turistica passa anche attraverso la sicurezza nell'emergenza. Ci sono le forze dell'ordine, c'è l'ASL, la cooperativa Castelmonte, per cui medici, operatori, infermieri, i vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza. Ecco. In piazza Vescovado i più giovani sono stati protagonisti delle dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare. A seguire lezioni di disostruzione delle vie aeree nei bambini. Assistere a queste manifestazioni è sempre molto emozionante, perché ci si rende conto di quante professionalità intervengono in questi casi così drammatici nel reale ovviamente, e quanto sia necessaria la coordinazione e la collaborazione di tutte le forze che intervengono, che sono appositamente addestrate per garantire la massima qualità e il massimo impegno alle persone che rischiano la vita. Ieri l'intervista alla signora che si è ritrovata a Quinto di Treviso un autobus della MOM nel suo giardino di casa. Il conducente, per evitare uno scontro frontale con una 82enne che veniva in senso opposto, che ha invaso la corsia, ha sterzato bruscamente ed è finito proprio dentro il giardino di questa villetta. Subito dopo un altro incidente sulla Nualese, i residenti sono esasperati e continuano a ripetere che su questa strada, su quelle strade, si corre troppo. Bisogna che il muratore sistemi le opere murarie, poi io rifarò il parapetto, barriera, a recinzione, diciamo. Per fortuna che era tardi, non ha fatto solo danni materiali, non a persone. Il fabbro è già al lavoro nell'abitazione della signora Loretta. L'obiettivo è quello di riparare la ferita visibile sulla Nualese, dove i residenti da un lato tirano un sospiro di sollievo, dall'altro ricordano come questo tratto sia stato teatro di troppi incidenti. Non è la prima volta che succedono incidenti qua, ci sono stati morti. Questo tratto qua è un rettilineo che spinge. E a correre, denuncia Giancarla Martina, che in zona lavora da anni, ci sono anche i pullman, sia di linea che quelli dedicati al trasporto passeggeri da e per l'aeroporto. Corrono troppo veloci. Io lo prendo spesso, io ho paura in questo tratto di strada, perché è un rettilineo e corrono veloci. E poi dall'aeroporto in poi rallentano perché hanno fatto il carico dell'aeroporto, tutti i passeggeri, no? Tutti i biglietti, perché quello che si preoccupano di fare i biglietti all'aeroporto, mentre c'è il bus navetta che va dall'aeroporto alla stazione dei treni, caricati vanno più lentamente, però questo tratto di strada è pericoloso perché io ho paura, non solo io ma anche mio marito. Ma per la parte di competenza arriva immediata la risposta di MOM. A me non risulta, è la prima volta che sento una cosa del genere. Ricordo che non ci sono solo gli autobus della MOM in via Nualese, perché ci sono anche i transfer dell'aeroporto, e su questi io non ho conoscenza perché non sono autobus nostri.
Intanto la cronaca registra sempre sulla Noalese un'altra tragedia sfiorata con un'auto capottata, un ferito fortunatamente non grave in ospedale, traffico nuovamente in tilt, l'incidente alle 4 del pomeriggio, 2 mezzi coinvolti con i pompieri che hanno estratto dalle lamiere il conducente della macchina rovesciata. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale, la situazione è gradualmente rientrata nella normalità. Il ministro Salvini ha proposto la sperimentazione di taxi gratuiti per riportare a casa i ragazzi dalle discoteche. Molti incidenti sono provocati da abuso dell'alcol. Sentiamo cosa hanno detto alcuni cittadini intervistati a Bassano del Grappa da Chiara Gaiani. L'iniziativa dei Salvini dei taxi gratis per chi si ubriaca all'uscita delle discoteche, cosa ne pensa? Sono sempre soldi pubblici, cioè per me non è corretto. Vuoi uscire a bere, problemi tuoi, vuoi tornare a casa, prendi, paghi, dacci la grana e torni a casa, usi i soldi statali, non ha senso. O ti fai venire a prendere da papà? Vabbè, dipende, il papà mi sa che non viene a prendermi, No, torni coi mezzi, a piedini, no. Vuoi bere? Problemi tuoi. Non è corretto usare soldi pubblici per i vizi, diciamo, della gente, insomma. Vuoi divertirlo? Magari non bere quando si guida, cosa pensa? Vabbè no, per esperienza dico di sì, insomma. Uno se sa che va fuori con la macchina è ovvio che deve sapere di non bere, gli altri possono bere, si fanno turni. A mio avviso no. Perché insomma si può essere responsabili anche senza queste agevolazioni, insomma si dovrebbe essere responsabili a prescindere. Per salvaguardare le vite, perché quando escono, naturalmente siamo stati giovani anche noi, si può sbagliare a serata, però chi li paga questi taxi? E poi bisogna chiedere ai tassisti perché fanno un lavoro molto particolare e difficile. Ascolti, il Bassano che è di fatto un grande locale a cielo aperto con turisti che arrivano da tutto il mondo, non servirebbe gratis anche per località simili il taxi? E là bisognerebbe mettersi a tavola e parlare con le categorie e loro possono dare dei giudizi. Io sono un esterno, sono un barista, per cui un oste. Ma c'è tanta gente che alza il gomito? Guardi, il mio soprannome è il muto e per cui non dico nulla. Il soprannome è muto. Allora, una notizia nella notizia, vediamo il titolo della tribuna di Treviso. L'uomo che guidava l'auto che ha provocato l'incidente dell'autobus finito in un giardino privato è risultato positivo all'alcol test. Il risultato informale ha segnato un valore superiore all'1,5 per litro di sangue. L'autista della Corriera ha detto: l'auto mi ha tagliato la strada, ho sterzato distinto, e quindi quest'uomo era effettivamente reduce da una bevuta che avrebbe appunto ha provocato questo sconfinamento nella corsia opposta. Continuiamo a parlare di vino perché la campagna di comunicazione del Prosecco Hills Link e del Cammino delle Colline del Prosecco è nel mirino di 160 produttori della DOCG che chiedono venga tutelato il loro nome. Vediamo. Una lettera indirizzata al presidente del Veneto Zai, al consorzio DOCG, all'associazione UNESCO e a Trenitalia, parallelamente l'avvio di una raccolta firme. 160 aziende della DOCG sono pronte a dare battaglia. Nel mirino la campagna di comunicazione Trenitalia Mom con gli autobus rossi denominati Prosecco Hills Link e il cammino delle colline del Prosecco che secondo i produttori avrebbero cancellato il riferimento territoriale Conegliano Valdobbiadene. Viticoltori e aziende agricole puntano il dito contro una comunicazione che nella missiva viene definita appiattita, generalista e fuorviante, con il nome scelto per la cartellonistica. Il messaggio che passa attraverso le corriere e i cartelli del cammino, si legge ancora nella lettera dei 160 produttori, è da ritenersi legittimo perché, giocando sull'equivoco, fa percepire al turista in visita di trovarsi nella denominazione Prosecco DOC. Le colline del Prosecco, così come viene identificata la DOCG, brandizzato e diffuso ormai su larga scala, è un nome totalmente illegale che, confondendo il consumatore, danneggia il lavoro di tante aziende che hanno investito le risorse di intere generazioni per distinguere il loro vino sul mercato nazionale e internazionale.
Le aziende ricordano poi la lettera inviata nel giugno di un anno fa da una cinquantina di cantine della denominazione in cui si chiedeva una revisione urgente e indifferibile della strategia di marketing, sollecitando di spostare il focus sulle differenze che sostengono il valore aggiunto del nostro territorio e dei nostri vini. La situazione non è più accettabile, affermano con forza le 160 aziende della DOCG operante nella Conegliano Valdobbiadene, e pretendiamo che il nome scritto nelle corriere venga cambiato in Conegliano Valdobbiadene Prosecco Hills e il nome del cammino in Il Cammino delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, unico nome che possa veramente trasmettere al turista in arrivo una comunicazione corretta e quindi non ingannevole. Il Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco tuteli il nostro nome, concludono i produttori, che aggiungono: siamo pronti a chiedere i danni e a intraprendere vie legali. Una vicenda che indirettamente coinvolge anche MOM, con il suo presidente Colladon che chiarisce. Siamo stati sollecitati a fare un servizio per il territorio dalla Fondazione UNESCO, dal Consorzio DOCG e da 13 sindaci. Noi abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa, l'abbiamo messa in piedi con loro, il nome è stato scelto con loro e quindi siamo qua che aspettiamo, cercheremo di capire dal Consorzio DOCG, dalla Fondazione e anche dei sindaci se questo è un problema o non è un problema. Io faccio trasporto pubblico e mi hanno detto di fare il trasporto pubblico e noi lo facciamo. Servizio di Francesca Bozza, un alpino cercava da anni il proprietario di un cappello che aveva trovato a una dunata, quella del 2008, non era riuscito a trovarlo, nel frattempo purtroppo è scomparso e però altri alpini stanno cercando quest'uomo e ci racconta tutto in diretta da Bassano del Grappa Alex Giuliano. Un buongiorno allo studio e un buongiorno chiaramente a tutti i nostri telespettatori. Noi ci troviamo in compagnia del presidente degli Alpini di Marostica, Fortunato Pigato, proprio nella sede delle Penne Nere a Marostica per raccontarvi una storia molto particolare, una storia iniziata nel 2008, anno in cui una famiglia di Bassano, in occasione proprio della Dunata Nazionale che si era svolta nella città del Ponte Vecchio, trova questo cappello degli Alpini, un cappello molto particolare con delle medaglie che hanno un grande valore, un cappello che da allora cerca il suo legittimo proprietario. Sì. Niente, questo è un cappello che è medagliato, ha una croce di guerra al valore militare, inoltre anche una medaglia, diremo di bronzo, coniata con il bronzo del nemico, e sicché diremo diventa importante questo cappello, perché penso che quello che l'ha smarrito sicuramente ha passato un periodo non buono, anche perché per noi alpini il cappello è una cosa importante. Assolutamente. Allora dobbiamo dire che il figlio di coloro i quali hanno ritrovato questo cappello nel 2008 lo ha consegnato proprio a un suo consigliere. Esatto, è stato consegnato a un mio consigliere e il mio consigliere me l'ha portato, dice: guarda, questo è un cappello che è stato trovato appunto ancora nel 2008 alla Dunata Nazionale di Bassano, e questi qui se lo sono tenuti a casa per 15 anni in pratica, e adesso sicuramente che anche il proprietario di questo cappello avrà un'età veramente avanzata, perché è un medagliato appunto con una croce di guerra al valor militare, questa medaglia che è una medaglia che io non ho mai potuto vedere, e sì che è una medaglia importante perché è stata coniata, forgiata con il bronzo del nemico. Un cappello dunque molto particolare che racconta una storia importante. È chiaro che magari gli eredi o comunque magari i figli, i nipoti dell'alpino che lo ha calzato, che lo ha indossato, sono e possono essere delle persone che vogliono riappropriarsi di questa parte della storia della loro famiglia, e voi come Alpini di Marostica lanciate anche un appello. Sì, diremo che chi sarà in grado di riconoscere questo cappello magari si mette in contatto con la nostra sezione, che noi saremo ben lieti di consegnarlo al proprietario o ai parenti o ai nipoti o ai figli di questo signore. Oltretutto è anche un artigliere di montagna, e sì che questo cappello ha la sua storia.
Un cappello che ha la sua storia e a questa storia noi cerchiamo di dare un lieto fine. Con il presidente Fortunato Pigato, presidente degli Alpini di Marostica, dalla sede delle Penne Nere Marosticensi è tutto. E allora chiudiamo con le immagini di Andrea Benetti sul cappello in cerca del suo proprietario, un cappello possiamo dire in cerca d'autore, se vogliamo fare un po' una citazione letteraria, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte ad Alex Giuliano, e sono convinto che dopo questo appello sulle nostre reti qualcuno si farà sicuramente vivo. Andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo qui a Focus TG. Un dato davvero allarmante: pensate che in Veneto ci sono 180.000 ultra 65enni non autosufficienti che non hanno un'assistenza adeguata, perché c'è una legge in Parlamento che prevede indennizi ma che non è stata ancora finanziata e quindi è praticamente inefficace. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Venezia. Dal 2011 in Veneto il numero di anziani fragili e a rischio non autosufficienza è triplicato. L'allarme è lanciato dallo CGIL regionale, per il quale l'invecchiamento della popolazione è passato dall'essere un problema all'essere un'emergenza. Secondo varie fonti, fra cui il Censis, 180.000 ultra 65enni non sono autosufficienti, circa il 16% degli anziani veneti. Moltissimi anziani che per varie patologie si trovano in una condizione di particolare fragilità e in molte situazioni si va verso la cosiddetta non autosufficienza. Purtroppo dobbiamo dire che i servizi che oggi vi sono nel territorio non sono all'altezza di questa necessità e di questa sfida. A marzo il Parlamento ha approvato la legge delega nazionale che affronta i temi dell'assistenza. Eppure, a distanza di mesi, ci sono diversi nodi che rimangono aperti e non rendono il provvedimento efficace. Oggi vi sono 2 questioni che dobbiamo registrare. La prima, che i cosiddetti decreti attuativi non sono ancora stati approvati, ma soprattutto la seconda, e cioè non ci sono i finanziamenti necessari. Quindi noi diciamo non basta scrivere una norma, servono degli investimenti. In Veneto, secondo un'indagine di Italia Longeva, circa 30.000 ultra 65enni sono ospiti delle case di riposo e altri 24.000 godono di un'assistenza semiresidenziale. Tutti gli altri vivono a casa con la necessità di interventi e cure non sempre garantite in misura adeguata. Questo è quindi un allarme che noi vogliamo lanciare, perché questo tema ci sembra sparito dalla discussione. Invece, secondo noi, questo deve essere uno dei temi prioritari che a livello nazionale, ma anche e soprattutto la nostra regione, deve porsi nei prossimi mesi. Assolutamente una priorità. Pensate alle famiglie di persone che hanno bisogno di assistenza e che devono prestargliela, sono costi, sono ore di assistenza. È una situazione veramente drammatica per tante famiglie, se ne parla troppo poco. Adesso una brutta notizia che arriva dal Mattino di Padova, vedete la prima pagina: un canile abusivo scoperto nello scantinato di un condominio all'Arcella. Il video del Blitz, carabinieri, polizia locale e guardie zoofile sono intervenuti per liberare i poveri animali. È una buona notizia invece per i proprietari di cani a Treviso, perché alle aree cani già presenti se ne è aggiunta un'altra a Parco Ducale. Il sindaco di Treviso, insieme a Chira, testimonial d'eccezione, ha inaugurato la nuova area sgambatura cani al Parco Ducale tra i quartieri di San Zeno, Sant'Angelo e Santa Maria del Sile. Ne abbiamo fatte già 4 a Treviso Nord, quindi a San Paolo, a Santa Bona, a San Bartolomeo e al villaggio Gesca. Questa è la quinta e la prima
a Treviso Sud. 32.000 euro il costo dell'opera, che prevede un'ampia area recintata alla quale si accede attraverso 2 cancelli pedonali con una bussola per la sicurezza dei cani. All'interno una fontana, 2 panchine, cestini per i rifiuti e un sistema di illuminazione che verrà ulteriormente implementato. L'amministrazione punta a realizzare complessivamente 12 aree dedicate agli amici a 4 zampe, che nel capoluogo della Marca sono circa 23.000. Si stanno individuando gli spazi più adatti in questa zona della città, ma anche nei quartieri di Sant'Antonino, San Lazzaro e San Giuseppe. Che siano un po' distanziate dalle case per non creare disagi, però che siano anche in zone antropizzate dove le persone possono portare gli animali d'affezione senza fare lunghi percorsi. Treviso vuole continuare ad essere una città pet friendly, per questo, spiega il sindaco Mario Conte, è necessario creare strutture adeguate. Crediamo fortemente che questo tipo di spazi rendano ancora più fruibili i quartieri, creando un'opportunità di relax e di svago e diventando un presidio del territorio. La volontà è quella di trovare il giusto equilibrio tra chi possiede un cane e chi no, educando gli stessi proprietari ad un corretto comportamento, da qui il nuovo regolamento in arrivo a settembre. E lo riproporremo ai consiglieri perché deve passare chiaramente in maggioranza, però sono sicuro che sarà anche da questo punto di vista una svolta per la nostra città, in cui verranno puniti certi comportamenti di persone che maltrattano gli animali ancora di più di quello che abbiamo fatto adesso. Abbiamo portato la sanzione a 400 euro, quindi il massimo del maltrattamento, però ci saranno degli interessanti punti. Nella Marca sono stati 200 da inizio anno i casi di maltrattamenti ai danni di animali d'affezione, e in un periodo come quello estivo dal vice sindaco un appello contro gli abbandoni. Che esiste eventualmente l'EMPA e il rifugio degli animali a Ponzano, dove portare il cane se uno non può più tenerlo, perché l'abbandono è veramente una vergogna. Ben detto, una vergogna per chi abbandona i cani ed altri animali. Vediamo sulla rete, potete trovare una bella foto del Papa davanti a un busto di Sant'Antonio. Vediamo di cosa si tratta. La foto trasmette emozioni forti. Papa Francesco con lo sguardo fisso sul busto di Sant'Antonio, la mano a sfiorare la reliquia, quasi a voler comunicare e trasmettere dolcezza e meditazione. Un momento di serenità tra i tanti impegni del Santo Padre. Una foto scattata a Lisbona prima dell'incontro con più di 1 milione di giovani per la giornata mondiale della gioventù. Il busto è stato portato nella città di origine del santo dai pellegrini padovani, un gruppo di quasi 200 persone tra frati, giovani e giovanissimi, ed è stato affidato a Papa Francesco per un paio di giorni. A pubblicare la foto è stato Monsignor Ravelli, delegato pontificio della Basilica e maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Il Papa sembra chiedere consiglio a Sant'Antonio, santo di tutti, una foto che si collega a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando il pontefice aveva messo in guardia scherzosamente i fedeli di Lisbona perché i padovani volevano rubare il santo ai portoghesi. Una battuta alla quale i frati avevano risposto invitando Papa Francesco a visitare la Basilica, mentre il vescovo Cipolla, sempre scherzando, aveva sottolineato che la Basilica è comunque sotto la giurisdizione del Vaticano. Oro, argento e bronzo ai mondiali di ciclismo in sella a biciclette prodotte a Treviso, quindi è legittima e comprensibile la soddisfazione e anche l'orgoglio di Fausto Pinarello. Vediamo. Voglio fare le bici più performanti al mondo, le vogliamo fare belle e la ciliegina è se vincono. Sai, questa è una cosa, non è che non si può programmare questa cosa, la possiamo cercare. Sai. Io ho sempre detto che nella vita ci vuole anche tanta fortuna, quindi questa aiuta sicuramente. L'oro di Filippo Ganna, l'argento di Daniel Bigam, il bronzo di Jonathan Milan, il podio dell'inseguimento individuale ai mondiali di ciclismo di Glasgow ha in comune la bicicletta, tutte made in Treviso, tutte Pinarello. Uno strapotere, quello dimostrato dall'azienda costruttrice fondata da Nani Pinarello, che il presidente e il figlio Fausto punta a ribadire alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non è che un podio mondiale capiti tutti i giorni. E tra l'altro con dei fenomeni, perché dal Super Pippo, sicuramente il cronometro più forte attualmente al mondo, a Dan Bigam, che è un nostro collaboratore, quindi amico di Pippo, e il mitico Johnny Miller, che è già un futuro, è già una realtà. Vincerlo anche con un ragazzo inglese, questo Dan Bigam, tra l'altro con l'unica bici che non è la stessa di quelle che usa la federazione inglese, per me è un orgoglio pazzesco. Per la nostra azienda trevigiana, io sono felicissimo, spero anche
qualche altro trivigiano sia felice come me. Credo di sì, perché continuano a ricevere complimenti. Obiettivi sportivi e imprenditoriali che non si fermano qui. Il nuovo socio, i propositi di crescita e consolidamento. Pinarello non si dà limiti. Per creare una struttura, la famosa struttura che doveva partire qualche anno fa, adesso credo quasi siamo. Sperando anche comunque nel velodromo di Spresiano, sperando che... L'altro giorno mi ha chiamato il signor Remo Mosole, no, mi raccomando, tutti felici, la spada tratta di Federo sempre come l'ho fatto qualche anno fa, e noi faremo la nostra parte, perché il velodromo deve arrivare a Treviso. Servizio di Lina Paronetto è tutto per oggi, grazie ad Andrea Basso e a Simone Merlo in regia, e ci vediamo questa sera alle 21:15 a Focus. Buona giornata.